Claudio, ma sono vuoti? Ancora per poco. Ah, ecco. Ciao ragazzi, oggi sono tornato a Travettore di Rosà, provincia di Vicenza, dal mio amico Claudio, quello dei taglieri. Qualcuno di voi ricorderà il video dell'anno scorso in cui ho raccontato la sua storia partita sulle colline di Molvena a Vicenza per poi approdare qui nelle vicinanze di Nove e di Rosà. La sua è una storia particolare, molto affascinante e simpatica perché ha fatto dei taglieri un po' la sua ragione di vita professionale. Ne ha creato uno stile, una filosofia perché è quella dell'invito alla giovialità attorno a un tavolo con le pietanze servite su queste assi di legno che sono opportunamente trattate, questo va detto, per scongiurare qualsiasi rischio di contagio batterico. Oggi sono venuto qui perché lui sui taglieri mette anche il pesce. Ma l'idea del tagliere del pesce è nata dopo Covid. Durante il Covid abbiamo fatto qualcosina di pesce, una passione per cucinare il pesce, e perché no a provare a posizionare nel tagliere il stesso pesce che avevo messo nel piatto, e quindi mi ha dato ancora una voglia di fare qualcosa di diverso. Cotto o crudo? È cotto, per adesso facciamo maggior parte cotto. Innanzitutto prepariamo sempre un bel antipasto assortito, capesante, gamberoni, mettiamo del branzino, mettiamo dei canestrai, della frittura, e questo nasce come antipasto, come presentazione. Poi a gusto del cliente, oppure ci proponiamo dei risotti, oppure anche dei primi piatti, e poi terminiamo con una classica grigliata, gamberoni, scampi, filettino di branzino e dei spiedini di seppia con delle verdurine, accompagnato con delle patate e a volte della verdura cruda mista. Questo modo di mangiare? Ma io penso che dopo l'esperienza, che è nata già da 8 anni con i taglieri di carne, di antipasti che facciamo, siamo conosciuti per questo, è un modo conviviale, un modo che ti dà compagnia, che fa compagnia, è un modo di apprezzare di più quello che anche il visivo e quello che poi metti nel piatto. C'è un aspetto creativo anche legato a queste... Ma sicuramente un aspetto creativo, è un gioco anche per noi, come sono stati gli altri taglieri, è un gioco creativo di come comporli, come metterli nel tagliere. Ho mio figlio che piace, è creativo come persona, ho Davide, l'altro cuoco, che lavoriamo assieme ormai da 5 anni, sono ragazzi molto stimolati a presentare cose diverse e preparare delle cose diverse, cioè vedere anche l'impatto visivo al cliente, dare una tonalità di colori, perché ho lavorato anche sui colori, come mettiamo giù e componiamo i taglieri, e quindi è anche un divertimento, un gioco per noi. A volte la cucina è anche un gioco. Solo carne e pesce, Claudio? No, facciamo anche dei primi piatti dove si possono degustare dei primi piatti, e poi logicamente si termina con i taglieri di dolci.
Ma nel servizio sono compresi anche i portantini, perché sono due, perché il vassoio è grande. Lui è Riccardo, che è suo figlio, e lui è Davide. Sono compresi anche loro? No, questi dolci si mangiano seduti. Anche perché oggi è il mio compleanno, me lo dico così disinteressatamente. Allora ci sediamo e mangiamo io e te. Lì vuole arrivare. I taglieri vi aspettano. Andiamo a sentarsi.